proprio qui a Cabalessa è venuto a fare un sopralluogo qualche settimana fa l'eurodeputato Franco Frigo. In quel sopralluogo ha lanciato insomma, una provocazione dicendo che la Commissione VIA e le decisioni della Commissione VIA non sono tecniche ma sono politiche. Lei cosa ne pensa? Così? Bisogna rivedere forse la legge costitutiva della Commissione VIA, riequilibrando quello che appunto è il ruolo tecnico rispetto poi a quella che può essere la giusta compensazione con le aspettative del territorio. Abbiamo visto che molto spesso appunto certe decisioni tecniche superano quello che può essere l'interesse magari del territorio, quindi su questo sicuramente con il Consiglio lavoreremo per riequilibrare quello che secondo noi appunto deve essere un parere tecnico però slegato a qualsiasi appunto scelta che poi vada contro quella che può essere l'interesse del territorio. Ecco, ci sono 6.000 firme di cittadini contro, la giunta provinciale si è espressa in maniera contraria, il consiglio provinciale all'unanimità contrario, l'ARPAV, la via provinciale, l'amministrazione di Valeggio, di Villafranca e dei comuni limitrofi. Secondo lei come finirà alla fine? Giustamente sono posizioni che arrivano dal territorio, la Regione farà però anche valutazioni legate a quelle che sono le vere necessità, soprattutto visto che abbiamo sia un piano regionale di rifiuti già adottato che dà degli indirizzi ben chiari su quella che può essere la potenzialità e le necessità appunto di un sistema di impianti, tra cui ci sono anche le discariche necessarie, sia per la gestione degli urbani sia per appunto quello che può essere il controllo della gestione dei rifiuti speciali. Quindi sarà soprattutto su questi fondamenti che oltre a quelle che sono le istanze del territorio faremo le giuste valutazioni, al di là appunto della compatibilità ambientale e tecnica che arriverà da lì. Lei personalmente che idea si è fatta? Sicuramente è un'idea che certi problemi non si risolvono magari creandone degli altri.